Funziona? Sì, molto bene. Allora, signori e signore, buonasera. Io sono Roberto Zamberlan, sono il nipote dell'autore del libro di cui parleremo questa sera. E prima di tutto vorrei ringraziare l'amministrazione, il sindaco e il direttore, dottor Malachin del museo, il dottor Mezzacasa che ci ha annunciati, ci ha introdotto alla serata, e ovviamente ho con me l'amico Stefano Cecchetto, critico d'arte e curatore, e un ringraziamento va all'associazione Sella Luna che nella persona della signora Giovanna Amore leggerà alcuni brani, alcune parti del libro. Il mio ruolo è quello di darvi un po' le indicazioni per capire chi fosse in realtà Giorgio Zamberlan, mio nonno, che peraltro io non ho neanche conosciuto perché è morto esattamente un anno dopo la mia nascita, ma ne ho un ricordo molto affettuoso e molto caro perché tutto quello che io so di lui mi è stato trasmesso da mia madre, sua figlia Uccia. Era un uomo che ha vissuto il periodo, direi, più bello del Novecento dell'arte, ha frequentato i più grossi artisti del Novecento, andava da Morandi ad acquistare i quadri a Bologna durante i bombardamenti, ha conosciuto De Pisis, Sironi, ha conosciuto lo stesso artista che vediamo in esposizione in questo periodo al museo, e il grande maestro Giorgio De Chirico, al quale affiderei proprio la parola alla signora Amore per prendere dall'introduzione. Il libro esce esattamente nel 1959, dopo la morte di mio nonno, che purtroppo non ha potuto vederlo realizzato, ma la sua grande amicizia con Giorgio De Chirico fa sì che lo stesso artista facesse una presentazione, un'introduzione al libro. Da prefazione di Giorgio De Chirico. Giorgio Zamberlan era un uomo di altri tempi, ricordava certi gentiluomini del secolo scorso, ed in questo, benché fosse di qualche anno più giovane di me, mi ricordava mio padre. Viveva nella nostra epoca, in questa epoca senza ideali, dove regnano l'opportunismo e il conformismo, la moralità e la malafede. Ma lui differiva dalla maggior parte dei suoi contemporanei, differiva per la sua rettitudine, il suo alto senso di umanità e di lealtà, la sua intelligenza acuta e la sua personalità. Questa poi lo faceva rifuggire da ogni luogo comune, da ogni comoda posizione che la pigrizia mentale fa accettare oggi a tanta gente accodata ai cortei organizzati da amministratori della politica, dell'arte e della letteratura. Quando lo conobbi egli aveva un negozio di antiquario che era il più curioso, interessante e simpatico che io abbia visto. Vi si trovava tutto, piccoli cannoni in legno puro che stavano probabilmente circa un secolo fa su qualche nave inglese o norvegese destinata alla pesca delle balene. L'arpione veniva introdotto nel cannoncino che prima si caricava con polvere pressata da uno strato di stoppa, poi si puntava sul gigantesco mammifero marino e si faceva partire il colpo accendendo la miccia. Era nato a Treviso, a San Lazzaro, in via Dogali. Sono passato proprio recentemente a rivedere l'edificio dove c'era l'appartamento dove viveva lui e la sua famiglia. È tutto ristrutturato, ma conserva perfettamente le stesse sembianze che io mi ricordo quando ero bambino. Andavo a trovare la sua famiglia, insomma la zia, ricordo che è un pavimento in legno scricchiolante al passaggio. Giorgio Zamberlan era un imprenditore di compagnia teatrale e
collaborava, la sua passione per la scrittura lo aveva fatto collaborare con molte riviste e giornali dell'epoca, aveva scritto racconti e novelle ambientate nell'ambito trevigiano. E era un appassionato del gioco degli scacchi, e era socio del Circolo Salvioli di Venezia, lui aveva appunto, come diceva Giorgio De Chirico nella prefazione, un negozio di antichità a Venezia, e spesso andava a giocare a scacchi al Circolo Salvioli, che è uno dei più vecchi circoli di scacchi d'Italia. E ancora oggi, quando qualche volta mi trovo a passare da quelle parti e mi avvicino al circolo e con i giovani maestri parliamo del passato, eccetera, si avvicina sempre un vecchio maestro del circolo che mi racconta di averlo conosciuto ed essere stato affascinato dal modo con cui lui giocava a scacchi. E questa è una delle sue scacchiere, credo la preferita. Io me la ricordo fino a quando ero bambino, era su un tavolo rotondo del nostro salotto della casa di campagna, e dove anch'io ho imparato a giocare, e credo che negli oggetti che ognuno di noi conserva con amore e che possiede con grande entusiasmo, rimanga un po' dello spirito del suo proprietario. Ecco perché in mancanza di Giorgio Zamberlan ho portato la sua scacchiera, perché credo che un po' del suo spirito sia qui con noi questa sera. Questo mi fa molto, molto piacere. Anche perché, poverino, lui non l'ha visto il libro, e quindi noi lo presentiamo in sua mancanza, ma in presenza della sua scacchiera. Ecco, signora, se vuole, con il secondo brano di Gino Rossi Militare. Questo è il tuo nonno che racconta. Praticamente. Il capitano dei bersaglieri Antonio Maier, nella prima guerra mondiale, comandava una compagnia di reclute ad Arzignano ed avendo richiesto al comando di Verona un caporale molto contabile, si vide arrivare un bersagliere dall'aria svagata che, piantandosi sui battenti, si presentò. Gino Rossi. Maier lo interrogò subito. Sei pratico di contabilità? Non ne ho la più lontana idea, rispose. Da borghese facevo il pittore, ma se si tratta di rendermi utile al reparto, cercherò di fare del mio meglio. Sorrise il capitano, perché egli da borghese si era dedicato al commercio di antiquario e l'incontro con il caporale pittore gli fu gradito per affinità di professione. Constatata poi la inabilità del Rossi per le pratiche amministrative, lo incaricò di dipingere le sagome del primo assegno. Ma quale non fu la sua meraviglia quando, ispezionando il lavoro eseguito, si avvide che il Rossi, invece di attenersi al metodo regolamentare, aveva dipinto quadrati, losanghe di varie forme e di sua fantasia. Io lo conobbi casualmente nel 1913 a Treviso di notte, alla birreria Schreiner, in un momento che la fortuna mi avvideva un tavolo di chemin de fer, gioco che si faceva a porte chiuse dopo la mezzanotte e al quale partecipavano alcuni viveur di quel tempo. Intorno a noi in piedi varie persone assistevano e tra questi lo scultore Umberto Feltrina, un valente artista che vive tuttora a Roma, Gino Rossi e Arturo Martini che me lo presentò. Qualche giorno dopo incontrai Gino Rossi sul Campo Maggiore e recandomi nel suo studio comperai un piccolo dipinto su cartone per 20 lire. Per questo gesto egli mi esternò una viva gratitudine. Congedandomi mi disse: lo conservi, vedrà che il tempo mi darà ragione. Dal 1935 in poi, molti suoi quadri passarono per le mie mani e finirono in collezioni importanti, ma di quel primo quadretto non ho la più lontana idea dove sia andato a finire, forse disperso nei cambiamenti di casa. Ecco, avete sentito questa narrazione, appunto questo brano tratto dal libro Il mercante in camera di Giorgio Zamberlan, e come diceva appunto De Chirico
nella sua introduzione al libro, Zamberlan era un uomo d'altri tempi e anche il libro è un libro d'altri tempi. È scritto con una narrazione quasi, direi, tra virgolette, elementare, nel senso che racconta quello che vede, racconta quello che ha vissuto in maniera semplice, fluida e liquida. Questo capitolo, appunto, di Gino Rossi, militare, è uno dei tanti capitoli del catalogo che ci fanno entrare in un altro mondo, in un altro clima, un clima che è quello, appunto, della Treviso, ma anche Venezia tra le due guerre, e quindi su un parterre culturale e artistico assolutamente ormai scomparso e inimitabile. Tra l'altro, leggevo prima, qui ci sono 2 capitoli dedicati ad Arturo Martini, molto belli, molto interessanti e molto sentiti anche proprio per l'amicizia di Zamberlan con Martini. Nel capitolo che si intitola Martini ore 8, che in qualche modo inquadra il lavoro di Martini come docente all'Accademia di Belle Arti, che quindi entrava alle 8 del mattino in accademia, e c'è una frase che Zamberlan riporta, cioè di Martini, che dice Martini odiava le conferenze e i conferenzieri. Quindi stasera siamo qui a dispetto anche di Arturo Martini, che proprio non ci vorrebbe in questo contesto. E episodi, appunto, che racconta Giorgio Zamberlan sono di sono proprio gustosi dal punto di vista narrativo. Mi viene in mente quello dedicato a Filippo De Pisis, quando lo accompagna al Ministero delle Finanze perché era stato chiamato per un accertamento fiscale, e Zamberlan si raccomanda con De Pisis, prima di entrare dal funzionario, di restare modesto nelle sue esternazioni. Gli dice non dica che lei è un grande pittore, che è quotato e quant'altro, perché qui stanno attenti a qualsiasi cosa. Poi in realtà la cosa non avviene in questo modo, perché chiaramente appena De Pisis sente un minimo di incertezza, quando Zamberlan dice sì, il pittore vende, ma limitatamente ad amici o a conoscenti, cose, Filippo De Pisis sbotta e dice io sono un grande artista e sono riconosciuto dappertutto e vendo a cifre, e qui e lì chiaramente scatta l'indagine fiscale che lo porta a dover pagare soldi ulteriori. Quindi tutti questi racconti, anche poi lo stesso racconto di quando di Zamberlan e De Pisis in gondola, e Zamberlan che osserva De Pisis che dipinge col cavalletto in gondola, sono storie proprio, sì, appunto, d'altri tempi, ma anche di una familiarità tra l'artista e il critico, l'artista e il mercante, quasi familiari, cioè una affabilità che adesso, appunto, dicevo, è completamente difficile riscoprire, con delle sovrastrutture che all'epoca non c'erano. Il libro si legge d'un fiato, io credo di averlo letto in una sera, tutto quanto, perché proprio ti porta capitolo dopo capitolo a entrare in quel mondo, in quell'universo. Io adesso direi abbiamo delle testimonianze anche su Martini, vero, che abbiamo fatto, quindi inviterei magari a leggere qualcosa su Arturo Martini. Da Martini in pretura. I miei incontri con Arturo Martini risalgono ai primi anni del secolo.
Sono anch'io di Treviso e da ragazzo ho giocato insieme a lui nelle stesse strade e piazze. Martini era nato nella contrada del Duomo e io in quella della Piazza dei Signori. E lo vedevo spesso in accesi liti tra ragazzi, vivace e battagliero per la supremazia della contrada. Allora non c'era nulla in lui che potesse far presagire il suo avvenire di artista, magari con disegni a carbone sui muri come per Stegantini. A scuola fu ripetente nelle classi elementari, le uniche frequentate, insofferente ad apprendere e a sopportare la disciplina scolastica. Di indole irrequiete e ribelle, come fu poi per tutta la vita. Era nato da poveri genitori. Suo padre, che morì di morte improvvisa, faceva il cuoco alla trattoria del bersagliere e sua madre aveva aperto all'invitare del Maggiore una botteguccia ove smerciava creme da friggere e cialdoni con la panna. Il popolo di Treviso era bonario e gli voleva bene perché era uno dei suoi, anche se egli non cercava mai simpatie. Ecco il riassunto di una scenetta in pretura alla quale assistei, protagonista Martini, per aver schiaffeggiato una persona. Imputato, alzatevi, come vi chiamate? Arturo Martini. È vero che avete dichiarato di essere il più grande scultore del mondo? Assolutamente. Risate del pubblico. L'interesse della causa non ristagna, poiché durante l'udienza Martini è divertentissimo per trovate originali e interrompe sempre la parte avversa e persino il pretore. Verso la fine l'avvocato difensore, un novellino alla sua prima causa, chiede per il suo raccomandato l'applicazione di un articolo del codice col quale, a detta del pretore, si sarebbe dovuto rinviare la causa in tribunale. Ma Martini si alzò di scatto e grida con voce stentorea: «La prego, signor pretore, di togliere la parola al mio avvocato, altrimenti per uno schiaffo va a finire che vengo condannato alla ghigliottina». Assolto. Si andò a brindare in un'osteria vicino al Palazzo di Giustizia e chi pagò lo scotto fu proprio l'avvocato difensore. Sì, ecco, come avete sentito sono appunto anche degli episodi curiosi che hanno, cioè una buona parte ha a che fare proprio con l'arte, ma altre appunto con la vita, diciamo, di tutti i giorni e anche di questa frequentazione appunto tra Zamberlan e gli artisti. Vorrei anche magari, ma adesso Roberto forse su questo è più preparato, anche quel discorso della pendolarità che tuo nonno aveva tra Venezia e Treviso, cioè questo, il lavoro da una parte e la casa dall'altra. Sì, lui viveva a San Bugè, aveva una casa in affitto, non voleva acquistare immobili, diceva che gli unici affetti dovevano essere le persone e non le case, quindi lui non acquistava una casa ma andava sempre in affitto, quindi in uno di quei tanti passaggi in cui ha perso il quadretto, come dicevamo prima, l'ha perso probabilmente cambiando casa. In quel periodo abitava a San Bugè e aveva non guidava l'auto, prendeva la filovia lungo il Terraglio per arrivare a Venezia dove aveva il suo negozio di antichità. E un curioso aneddoto è che aveva una gattina che si chiamava Bibetta, che era affezionata solo a lui e solo a lui, da lui si faceva accarezzare, e che lui diceva essere la reincarnazione di una principessa egiziana. Questa gattina lo aspettava alla fermata della filovia e lo accompagnava a casa, si faceva accarezzare e poi spariva nelle campagne di seguito. Altro aneddoto curioso di mio nonno è che quando faceva un affare in negozio, per questo suo spirito così, diciamo, sereno, aveva imparato a prendere la vita in modo molto sereno e tranquillo. Chiudeva il negozio,
comprava un vassoio di pasti e andava a casa a festeggiare con la famiglia. Era un uomo che amava la vita e credo avesse proprio imparato a interpretare il suo ruolo di mercante, di uomo, forse come diceva De Chirico un po' ingenuo, ma sicuramente con grande spirito e con grande sensibilità. Un altro aneddoto che mette in evidenza il suo carattere è questo. Durante la guerra, mio nonno era responsabile dei partigiani di San Buvè. Mia madre, ragazzina, aveva la beretta calibro 9 nascosta sotto il letto, della quale aveva molto timore che un passaggio di tedeschi lo potessero scoprire questa arma e quindi andare in cerca di fastidi, di roba. Alla fine, durante la guerra, nascondeva i partigiani, faceva sì che i tedeschi non li trovassero e cercava di ostacolare per quanto potesse, lui nella sua posizione però non di partigiano in montagna, ma di partigiano sotto mentite spoglie in città, cercava di ostacolare il fascismo, insomma, di quegli anni, in quel periodo e in quel paese. Quando poi finì la guerra, molti fascisti si rivolgevano a lui dicendogli: signor Giorgio, mica ho fatto il fascista, ma adesso non vorrei che i partigiani venissero a rastrellare, a prendermi casa per casa, di non sto preoccuparti. Gli scriveva lui un bigliettino dicendo che questo signore faceva il doppio gioco durante il periodo fascista. Ecco, quindi la sua, come dire, amore per le persone era indifferentemente da una parte e dall'altra. Mia madre andava a raccogliere i bigliettini lungo la ferrovia che i deportati lasciavano cadere dal treno, e quando alla fine della guerra passò la notizia che Mussolini era stato catturato e giustiziato, mio padre prese per mano mia madre, andò a Piazza Venezia, cos'era? Sì, dove Mussolini era stato ucciso e appeso a testa in giù. Presero il treno, si presentarono, videro tutta la folla e mio nonno disse solo queste parole a mia madre: ecco, vedi, queste sono cose che gli uomini non dovrebbero mai fare. Prese mia madre per mano e abbandonarono Piazzale Loreto e tornarono a San Buvè. Ecco, per dire che, pur essendo partigiano, non condivideva certe azioni che gli uomini comunque non dovrebbero mai fare. Ecco, non so, possiamo andare avanti con gli aneddoti all'infinito. Sì, quello sì. No, io volevo fare un attimo una puntualizzazione su un capitolo che si chiama Sotto i tetti di Venezia. Questo capitolo è dedicato a Palazzo Carminati, cioè agli studi di Palazzo Carminati della Fondazione Bevilacqua La Masa. E appunto ho preso lo spunto di questo capitolo perché prima, parlando appunto con Eugenio su una prossima mostra di Ravenna, qui lui fa proprio un bel quadretto su Iuti Ravenna a Palazzo Carminati, che è una cosa curiosa che magari adesso approfitto, tolgo il lavoro, leggo un attimo. Allora, parlando sempre di Palazzo Carminati, appunto, che è un ultimo piano piuttosto impervio, io l'ho fatto parecchie volte, le scale sono molto ripide e si arriva in alto a fatica. E Zamberlan dice appunto: spesso facevo quelle lunghe scale per andare a trovare Iuti Ravenna. Viveva in una stanza più ampia delle altre e l'aveva arredata con un certo gusto personale, e per un po' di tempo aveva diviso lo studio con Filippo De Pisis. Lo aveva conosciuto nella casa di campagna di Giovanni Comisso mentre era intento ad affrescare una Madonna sotto il porticato. Acuto osservatore, Ravenna scriveva, insieme al critico Marchiori, uno dei primi libri su De Pisis. Nella sua piccola biblioteca primeggiavano volumi d'arte antica e dei primi impressionisti francesi illustrati con tricromie. Amava gli uccelli ed allevava pappagallini che facevano il nido e squittivano in una gabbia posta vicino alla finestra.
Un uomo curioso, se vogliamo, riservato e solitario, ma colorista di valore e buon disegnatore. Non si distaccava facilmente dai suoi dipinti, che riteneva sempre necessari di miglioramenti. Quindi questi, diciamo, questi quadretti che Zamberlan fa di ogni artista che conosce, di ogni artista che frequenta, sono delle, appunto, come dicevo prima, delle storie di vita assolutamente interessanti. Dopo un'altra vicenda che è molto spiegata qui nel libro è la famosa disputa di De Chirico con la Biennale per la sala sulla metafisica, la Biennale del 48. De Chirico in quell'occasione contesta la sala sulla metafisica, appunto la Biennale, fa causa alla Biennale perché afferma che dentro a quella sala c'era anche un falso dello stesso De Chirico e da lì coinvolge Zamberlan in un'avventura straordinaria che è quella dell'organizzazione delle antibiennali a Venezia che avvengono dal 1950 fino al 1954. De Chirico incarica Zamberlan di trovare una sala alternativa vicino a Piazza San Marco e infatti viene poi individuata la sala ex Bucintoro, quella che adesso è il Caffè Illy, praticamente affiancato ai giardinetti reali di San Marco, e da lì parte questa avventura con un carteggio straordinario che appunto è ancora di proprietà, cioè, di Roberto, di queste lettere che si scambiano De Chirico e Zamberlan sull'organizzazione di queste mostre. Queste mostre che si chiamano antibiennali perché appunto in quel momento c'è De Chirico al dente avvelenato sia con la Biennale che con i modernisti francesi e lì c'è tutto un carteggio gustosissimo, c'è delle lettere e il povero nonno di Roberto è costretto a una routine di lavoro piuttosto impegnativa perché in queste lettere De Chirico chiede delle stoffe, dei drappi per allestire la sala, ma devono essere di quel colore, di quel tessuto, di quella raffinatezza e tuo nonno diventa matto in giro per cercare metri e metri di queste stoffe per addobbare. Poi la pubblicità deve essere fatta in un dato modo. Ci sono delle lettere che sembrano proprio degli incarichi diretti a Giorgio Zamberlan proprio per la buona riuscita di queste mostre e per la buona riuscita dell'esaltazione dell'ego di De Chirico, perché lì viene proprio tutto pro domo sua, cioè la mostra deve essere praticamente il trionfo della sua pittura nel periodo corrispondente alla Biennale proprio come diciamo guerra aperta alla Biennale stessa. In queste mostre poi De Chirico invita anche degli altri artisti, ma li indica lui quali devono essere, cioè Felice Carena, Xavier Bueno, Antonio Bueno, poi Schiltian e poi Gazzera, cioè proprio dei pittori che li elenca lui stesso, questi sì possono venire e quindi Zamberlan è incaricato anche di contattare gli artisti, di trovare le opere, di creare tutto questo fermento quasi da organizzatore di mostre ante litteram, perché proprio cioè adesso ci sono associazioni, gruppi, società che le fanno, lì era proprio solo appunto Giorgio Zamberlan a fare questo. Adesso noi ricostruiremo questa storia a Cortina al Museo Rimoldi il prossimo dicembre su una mostra che si chiamerà proprio Giorgio De Chirico tra biennale e antibiennale. E qui e lì metteremo proprio in luce questo aspetto anche di megalomania dell'artista da una parte e in qualche modo di devozione del mercante, dell'amico dall'altra. Sì, a questo punto direi, Stefano, di avvicinarci alla conclusione con la lettura del
saltiamo Martini ore 8 e passiamo a quella di De Chirico sull'antibiennale. De Chirico contro la Biennale. Esatto. La prima esposizione veneziana di Giorgio De Chirico fu organizzata da me nel 1948 al Salone degli Specchi di Ca' Giustiniana ed ebbe molti visitatori attratti dalla curiosità di rivedere De Chirico dopo la nota avvertenza con la Biennale. Fra i numerosi quadri esposti figurava anche una magnifica copia della Donna incinta di Raffaello, per la quale ricevetti offerte rilevanti anche da direttori di gallerie. Gli astrattisti, con a capo il pittore Vedova, si erano coalizzati con l'intenzione di interrompere il discorso. Avvertì De Chirico mentre stava avviandosi al podio, accompagnato da un bollente pittore siciliano, che non l'aveva abbandonato un istante, una vera guardia del corpo. Avendo questi udito le mie parole, esclamò in tono eroico rivolto al maestro: prima che qualcuno osi toccarmi un capello, dovranno passare sul mio corpo. Dopo la conferenza vivamente applaudita, salvo qualche rara interruzione, De Chirico mi confidò: lo sa, Zambellano, che ho avuto tanta paura per via di quel matto che voleva a tutti i costi difendermi, perché purtroppo io so come vanno a finire queste cose. Prima di passare sul suo corpo, sarebbero passati sul mio. Ecco, io direi che qui possiamo concludere dicendo che ovviamente vi aspettiamo a questa mostra che sarà curiosa e interessante, curiosa a Cortina, Museo Rimoldi, anche perché molte delle opere acquistate da Rimoldi sono state vendute da mio nonno, quindi è là che si chiude. Sì, qui ci sono dei capitoli anche dedicati proprio come periodo esatto della mostra che sarà, la inauguriamo il 7 dicembre. Un periodo che viene a Cortina. E durerà fino a Pasqua. Quindi, sì. Tutta la stagione. Tutta la stagione sciistica. No, e appunto ci sono delle lettere curiose, molto bello il rapporto tra De Chirico e Zamberlan, e poi alla Galleria Santo Stefano, cioè la mamma Lucia Zamberlan ha fatto mostre ogni anno a settembre c'era la mostra di De Chirico. E lui... L'inaugurazione del 49 è stata proprio con una personale. Certo, e lui sedeva sempre lì da Paolini, al caffè da Paolini, proprio all'estremo una cosa. E c'è un aneddoto curioso, quindi finiamo con un aneddoto su De Chirico, che mi raccontava Gianni De Marco, il gallerista del traghetto. Ha detto: un giorno stavo camminando con Guttuso in campo Santo Stefano e vediamo De Chirico seduto al caffè da Paolini e dico a Guttuso: dai, vieni che ti presento il maestro De Chirico. E vanno lì davanti alla sedia dove lui è seduto e Gianni De Marco dice a De Chirico: maestro, le presento il maestro Guttuso. E lui lo guarda, De Chirico lo guarda e dice: maestro elementare, suppongo. E Guttuso, che non era da meno, guarda Gianni De Marco e gli dice: ma è De Chirico quello vero o quello falso? Questa era Venezia. Ecco, sì, se vogliamo concludere con le ultime frasi dell'introduzione di De Chirico, così rendiamo omaggio anche al maestro. Conclusione da prefazione di Giorgio De Chirico. Povero Zamberlan, ora quando arrivo a Venezia non vedo più venirmi incontro il suo volto sorridente, il suo sguardo intelligente
buono e velato di tristezza. Non potremo più passeggiare insieme per le calde e i cappielli, né andare insieme a colazione o a pranzo in quei ristoranti che lui conosceva e di cui mi consigliava le specialità. Quando uscirà questo libro sarà per me un bel giorno e leggendolo mi torneranno in mente i 2 ultimi versi della poesia che Arturo Schopenhauer scrisse sulla morte di Kant. Ma per consolarmi ho il tuo libro. Ho il tuo libro per consolarmi. Giorgio De Chirico.